Grazie, grazie. C'è il sindaco di Jesolo? C'è? È venuto? Peccato. Calmi, non ce la prendiamo. No, perché non so se sapete, io sono felicissimo di stare qua. Il sindaco di Jesolo non ci ha permesso di avere la piazza. Sì, sono ottimi segnali, evidentemente hanno paura. Io comunque dico, gli mando un abbraccio e gli dico che sarò molto presente a Jesolo durante le prossime campagne elettorali. Ogni settimana starò lì. Quando si andrà al voto io sarò a Jesolo, chiederò la cittadinanza di Jesolo per votare. Grazie a tutti davvero, stiamo dimostrando che esiste, mazza quante persone, che siamo un popolo sovrano. Io sto girando tutta l'Italia, ringrazio gli attivisti, il sindaco, il vice sindaco, tutti i consiglieri, la giunta di Chioggia per il supporto che ci avete dato nell'organizzazione di questo evento, grazie di cuore. 2 mesi fa, quando ci siamo resi conto che Renzi avrebbe occupato di fatto militarmente la televisione pubblica e poi ci infilano il canone in bolletta, ho pensato che la soluzione migliore appunto era quella di prendere un motorino e girare l'Italia e riempire le piazze come stasera a Chioggia e unire le piazze, una sorta di viaggio che è la cosa più bella del mondo, viaggiare in questo modo, tra l'altro conoscendo italiani che non mollano nonostante la tassazione al 70% delle imprese, nonostante i corrotti nella pubblica amministrazione, è pieno di italiani che non abbassano la testa. Ecco, io sto unendo questo viaggio meraviglioso. Oggi sono partito da Moena, ho pranzato con alcuni attivisti a Belluno, sono venuto qui insieme alle piazze, insieme alle tecnologie, perché siamo in diretta adesso attraverso Facebook, attraverso i social, e stiamo parlando a costo zero, senza intermediazioni, senza la RAI di mezzo a migliaia di persone. Stiamo spiegando perché occorre dire no al referendum sulle schiforme costituzionali made in Renzi, Boschi e Verdini. Ma iniziamo. Oggi ho ripreso una dichiarazione della JP Morgan, una banca d'affari nordamericana, tra l'altro per il governo statunitense, responsabile, non so se vi ricordate, dello scandalo, diciamo, della speculazione sui mutui. Ecco, dichiarazione della JP Morgan datata 28 maggio 2013. 28 maggio 2013. La JP Morgan, insomma, l'ufficio stampa dice: occorre liberarsi, invita i paesi del Sud Europa, delle costituzioni appunto del Sud Europa per una vera integrazione in Europa. Parlano di integrazione ma intendono integrazione bancaria. Ecco, la JP Morgan, la BCE, le banche d'affari internazionali sono i mandanti di questa riforma costituzionale e ovviamente i portavoce del potere finanziario, del capitalismo finanziario, sono politici come Renzi, come Napolitano, come Verdini e come quel conflitto di interessi ambulante che si chiama Maria Etruria Boschi. Sono loro i responsabili, ma i mandanti sono questi poteri. Perché? Perché le costituzioni del Sud Europa, come la Costituzione italiana, rappresentano un problema per coloro che vogliono che le merci abbiano in futuro più diritti degli esseri umani. È la loro logica. Gli fa paura il diritto al lavoro, per questo smantellano il lavoro. Gli fanno paura i diritti dei cittadini e lo Stato sociale, altrimenti non potrebbero privatizzare tutti i settori che invece vogliono privatizzare. Attenzione, noi del Movimento 5 Stelle siamo strafavorevoli alle imprese private. Noi ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo le imprese private, le piccole e medie imprese, ma la sanità, l'istruzione, i trasporti devono restare pubblici, perché si tratta di servizi essenziali, sono diritti che devono appartenere ai cittadini. Noi non molleremo mai. E invito le televisioni che ci sono inquadrate, qua ci sono migliaia di persone stasera a Chioggia. E ci sono 2 carabinieri, come sempre. Quando si riunisce il popolo del Movimento 5 Stelle, le forze dell'ordine sanno che i ladri sono altrove e non c'è bisogno appunto di una incredibile dispiegamento di forze dell'ordine. Pensate se fosse venuta qui la Boschi a parlare, no, delle ragioni del sì al referendum costituzionale. Ci sarebbero stati più poliziotti e carabinieri che cittadini ad ascoltarla. Se non avessero il sistema informativo dalla loro parte, non avrebbero il potere che hanno oggi. Per quello dobbiamo rompere le intermediazioni, fare noi informazione, utilizzare i cellulari, fare rete, il passaparola. Ce la possiamo fare, insieme siamo potentissimi, siamo molto più forti di quei 4 cialtroni che ci governano, tra l'altro pur non essendo stati eletti da nessuno. Credetemi, insieme siamo una moltitudine, ci sono migliaia di persone qui a Chioggia.
Sapete perché ci fanno così tanto la guerra, soprattutto a Roma? Per due ragioni, e queste ragioni tra l'altro riguardano tutti i cittadini, perché si tratta di tasse di tutti i cittadini italiani. Ci sono anche dei poliziotti laggiù che ringrazio. Si tratta di due ragioni principali. La prima sono le Olimpiadi del 2024. Non gliele facciamo fare le Olimpiadi ai Caltagirone, ai Montezemolo, ai Malagò, per quello ci fanno la guerra. Sappiate tutti, cittadini di Chioggia, che l'Italia ha smesso di pagare l'ultima rata dei debiti dell'Organizzazione Mondiale di Calcio del 1990 a gennaio scorso, 26 anni dopo la conclusione dei Mondiali di Calcio del 90. E sapete chi era il promotore, cioè a capo del comitato organizzatore dei Mondiali di Calcio del 90? Luca Cordero di Montezemolo. Sapete chi è oggi presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Roma 2024? Luca Cordero di Montezemolo. Sapete perché ci fanno la guerra? Perché Caltagirone, che è lui tra l'altro, come dire, il deus ex machina di alcuni giornalisti, tra cui il direttore del TG1, Mario Orfeo, oggi il TG1 è un PD1, è l'organo di propaganda del regime renziano, va boicottato il TG1, non vanno viste queste trasmissioni, non vanno visti perché sono mentitori seriali. Orfeo era a capo, direttore del Mattino di Napoli, proprietà Caltagirone. Caltagirone ha un giornale a Roma che si chiama Il Messaggero, che ogni giorno infanga appunto il Movimento 5 Stelle, perché Caltagirone è proprietario, oltre ad essere un costruttore, di quei terreni che sorgono a Tor Vergata, dove dovrebbero costruire, non glielo permetteremo mai, la città olimpica per Roma 2024. Oltretutto Caltagirone ha degli interessi nell'azienda pubblica, diciamo, di gestione del servizio idrico dell'acqua a Roma, che si chiama Acea. Ma vi dico ancora di più, con i soldi dei cittadini romani, ma dato che poi vengono fatti i decreti salva Roma, per cui con i soldi dei cittadini italiani sono stati comprati a Roma, ma in tanti altri comuni, magari anche qui a Chioggia, verificheranno appunto i consiglieri, chi lo sa, dei titoli tossici, ovvero i famosi derivati, che sono delle scommesse che i comuni fanno con le banche. Ma secondo voi, se tu scommetti con una banca, chi vinci? Tu o vincono le banche? Ecco, con i soldi dei cittadini in tutti i comuni italiani e molto anche a Roma, e noi abbiamo fatto un esposto in procura e la procura sta indagando sul debito pubblico di Roma, con i soldi degli italiani vengono fatte delle scommesse con il sistema bancario, lo stesso sistema bancario rappresentato dalla JP Morgan, che è il mandante delle riforme costituzionali made in Renzi, Boschi e Verdini, e tutto torna. E questo è il meccanismo. Vogliono appunto che la finanza sia più forte della politica, vogliono il primato della finanza, che non è l'economia. Finanza e economia sono due cose totalmente diverse, il primato della finanza sulla politica. E per quello devono smantellare di fatto, e questo è il primo passo per smantellare, le costituzioni del Sud Europa, che comunque garantiscono una serie di diritti sociali ai cittadini, anche se la Costituzione Repubblica Italiana, molto buona, si può anche modificare, li garantisce, ma deve essere applicata. Prima di cambiare la Costituzione va applicata la Costituzione della Repubblica Italiana, soprattutto un articolo che vi leggerò tra poco. Però questo è il circolo, ed è per quello che giriamo le piazze, ed è per quello che farò oltre 4.000 km in motorino. Tra l'altro mi piace da morire, è la cosa più bella del mondo. Io sto unendo il piacere con il dovere. Il dovere è farsi almeno una volta nella vita tutta l'Italia con il motorino, che è una cosa meravigliosa, e il piacere è difendere diritti e sovranità popolare, sovranità energetica, sovranità alimentare, sovranità monetaria in piazza, con migliaia di cittadini che non abboccano più alla stampa di regime, che non credono più al TG1, che prima di credere ad un articolo che viene pubblicato da un giornale verificano chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che lo pubblica, perché oggi i principali giornali sono in mano a De Benedetti, a Berlusconi, si sono spartiti il potere negli ultimi 20 anni, destra e sinistra, sono in mano alle banche, sono in mano a Confindustria, la stessa Confindustria che dice: qualora dovessero vincere i no al referendum costituzionale sarà un disastro. Occhio che costoro spaventano, perché sono terribilmente spaventati. Renzi ha paura di perdere la poltrona, Napolitano ha paura di perdere, speriamo presto, il potere che gli è garantito dal 1953, Verdini ha paura di andare in galera, e la Boschi ha paura che venga appunto, che esploda il conflitto di interessi che vede la sua famiglia coinvolta nel disastro di Banca Etruria. Ora dico cose sbagliate, se dicessi delle cose sbagliate dovrei ricevere querele ogni giorno. Perché non mi querelano? Perché evidentemente ci informiamo, perché evidentemente abbiamo la testa alta e non diciamo signorzia a coloro che ci hanno gestito la vita negli ultimi 30 anni arricchendosi. Ma andiamo per gradi.
Chi sono i promotori di queste riforme costituzionali? Essenzialmente quattro, appunto Renzi, che ormai mente su ogni cosa, quotidianamente parlano di è la volta buona, l'Italia riparte, finalmente c'è una situazione economica accettabile. La settimana scorsa sono usciti i dati dell'Istat, l'Italia è in stagnazione, è in deflazione e si è toccato il punto più alto di debito pubblico, ovvero tutte le ricette renziane, che sono tra l'altro pagate con i nostri soldi. Gli 80 euro non li ha stampati lui, vengono dalle nostre tasse, li toglie da un punto, li mette da un altro, poi li dà prima delle elezioni e dopo le elezioni li toglie e prova a comprarsi il voto in questo modo. Ecco, tutte le ricette renziane hanno fallito e sono costate miliardi di euro delle nostre tasse. Questo è Renzi, che mente su ogni cosa, evidentemente mente anche sui fantomatici risparmi e sulla bontà di queste riforme costituzionali. Tra l'altro sappiate che ancora non abbiamo una data del referendum, si voterà non sappiamo ancora quando, è una vergogna. Tentano di posticiparlo il più possibile perché sono in difficoltà, perché guardate queste piazze, andate a guardare loro che cosa fanno. Immaginate uno, Orfini, non lo so, con il motorino che va in giro per l'Italia, immaginate questi qua, immaginate. Loro non hanno questo consenso perché non hanno rispettato mai un patto, quindi da un lato sono in difficoltà, da un altro lato cercano di andare dalla Merkel per ottenere magari una mancetta, che è difficile con i conti tra l'altro terrificanti dell'Italia di oggi, per ottenere una mancetta da spendersi magari prima del voto sul referendum a novembre per promettere qualche quattrino magari ai pensionati, 50 euro in più ai pensionati minimi. Lo fanno esclusivamente per cercare appunto di comprarsi il voto, quindi questo è Renzi. Secondo padre, diciamo, ricostituente, Verdini. Verdini, vi devo raccontare questa storia perché non le raccontano appunto queste storie telegiornali. Verdini è sempre stato un uomo estremamente legato a Renzi. Verdini ha fatto affari con il padre di Renzi in Toscana. Il padre di Renzi distribuiva i giornali la cui casa editrice appunto apparteneva appunto a Verdini. Verdini è colui che ha portato i voti in Senato a Renzi per queste riforme quando non aveva i voti Renzi, i famosi volta Gabbana. Dovete sapere che questa è la legislatura nella storia della Repubblica Italiana dove c'è il numero maggiore di volta Gabbana, di transfughi, di coloro che vengono eletti con un partito e poi magicamente si convertono sulle vie del renzismo e vanno appunto a ingrassare le fila del renzismo, ovviamente chiedendo qualcosa in cambio, e quello che avranno in cambio lo scopriremo in futuro, magari una rielezione o magari il posto in uno di questi tanti enti inutili, partecipate, pagati con i nostri soldi, poltronifici, tangentifici che non vengono minimamente toccati da questi voti al Senato come se sono stati eletti con altri partiti. Ecco, per noi, ma penso per tutti gli italiani, io non voglio parlare di Movimento 5 Stelle stasera, se tu vieni eletto con un partito, una forza politica, stai lì, se decidi appunto di lasciare, lasci quel partito, ti dimetti e entra qualcun altro al posto tuo, semplice. Verdini, che dice in TV di aver scritto le riforme costituzionali, ed è vero, a 5 procedimenti penali è stato già condannato in primo grado per corruzione. I corrotti modificano la Costituzione della Repubblica Italiana. In questo paese fatto al contrario, noi per capire qualcosa dell'Italia dobbiamo o scendere in piazza oppure metterci a testa in giù per vederlo alla rovescia. Ecco, Verdini ha 5 procedimenti penali gravissimi, uno molto grave lo vede coinvolto in un'associazione segreta, la P3, cioè l'evoluzione della P2 di Licio Gelli, l'associazione massonica toscana. Questa associazione, la P3, volta, secondo la procura, a condizionare gli organi costituzionali. Cioè Verdini, che è in un processo e a processo per far parte di un'associazione segreta volta a condizionare in maniera eversiva i poteri costituzionali, viene scelto dal Presidente del Consiglio, non eletto da nessuno, perché questo è il terzo Presidente del Consiglio che non passa attraverso le elezioni. Prima Monti, poi Letta e poi Renzi. Verdini viene scelto come il padre delle riforme costituzionali, ma ci rendiamo conto? Perché sono questi i soggetti. L'altro soggetto appunto è la Boschi, la conosciamo, veramente un conflitto di interessi ambulante. Hanno distrutto i risparmi di tanti cittadini con Banca Etruria e ad oggi non è arrivato un euro di risarcimento ai cittadini truffati dal decreto salvabanche. Io sono 3 anni che sto in Parlamento e sono stati approvati 8 provvedimenti a favore delle banche, nessuno a favore dei pensionati minimi, nessuno a favore dei piccoli imprenditori strozzati dalle tasse da uno Stato che si ricorda di noi solo quando ci chiede i soldi, nessuno a favore degli studenti che pagano delle tasse universitarie vergognose e poi scappano dall'Italia, e magari questi saranno i cervelli in fuga. Il quarto padre costituente è Napolitano, uno che entrò in Parlamento nel 1953, il massimo responsabile del disastro Italia si chiama Giorgio Napolitano, ancora 800.000 euro di benefit all'anno si prende.
Entrò in Parlamento 63 anni fa, l'anno della morte di Stalin, gli abbiamo pagato 20 milioni di euro quasi tra stipendi e rimborsi vari. Era presidente della Camera quando si oppose ai finanzieri, alla Guardia di Finanza che voleva entrare a sequestrare in epoca Tangentopoli, il 93, i bilanci truccati dei partiti politici. Era ministro dell'Interno quando vennero secretati le confessioni di Carmine Schiavone, il camorrista che aveva detto già nel 97 o 98 dove si trovavano i rifiuti tossici nascosti in campagna nella terra dei fuochi che ancora causano morte ad ogni respiro di un campano, perché questo fanno. Questo è Giorgio Napolitano, ha votato qualsiasi, firmato qualsiasi porcata berlusconiana, senza mai rimandarla indietro alle Camere avendone il diritto. E oggi si permette ancora di invitare i cittadini a non votare al referendum sulle trivelle, facendoci buttare 300 milioni di euro di soldi nostri, altro che risparmi di questo Senato che non viene abolito, viene semplicemente trasformato in una Camera di dopolavoro per senatori non eletti da nessuno ma scelti dai partiti politici tra le fila dei consigli regionali che sono da sempre gli organi più corrotti che ci sono nella Repubblica Italiana, e a costoro, senza essere eletti, daranno l'immunità parlamentare. Questo è il disegno occulto. Da una parte c'è una legge elettorale che si chiama l'Italicum, che è identica al Porcellum, quella legge che è stata giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e con la quale sono stati eletti i parlamentari del PD che oggi alla Camera modificano la Costituzione. Ma ci rendiamo conto che oggi costoro, pur essendo frutto di una sorta di truffa, grazie ad una legge elettorale appunto truffaldina, modificano la Costituzione votata nel 48 da un'assemblea costituente eletta da tutti i cittadini italiani a suffragio universale attraverso un sistema proporzionale, cioè il voto di tutti i cittadini aveva un valore. Nel 48 è stata firmata e votata questa Costituzione, e oggi persone non elette da nessuno alla Camera e diciamo frutto appunto della truffa del Porcellum, e al Senato, grazie ai traditori, a persone politicamente comprate per passare da un partito all'altro, modificano la Costituzione. Questi si dovrebbero tenere lontani anni luce dalla Costituzione repubblicana. Ecco, questo è il concetto. Io cerco di farvi capire che questo è l'ambiente che frequentiamo quotidianamente, e non è facile perché i giornali sono contro, perché appunto appartengono a questo sistema di potere, perché Renzi piazza degli uomini più renziani di lui nella televisione pubblica, conferma coloro che danno maggiore spazio al sì e elimina quelli che sono più equilibrati e danno spazio diciamo più equilibrato tra sì e no. Questo si chiama regime, dittatura dell'ottimismo renziano. Tutti coloro che dicono la verità vengono chiamati gufi, e la propaganda di regime viene ripetuta 1000 volte nella speranza che una menzogna raccontata 100.000 volte possa diventare verità. Però se c'è, ripeto, un popolo informato come stasera, che scende in piazza, attento, che diffonde, inventatevi qualcosa. Io mi sto inventando questo tour, voi inventatevi qualcosa, invitate degli amici a casa, raccontatevi quello che vi sto raccontando io, informatevi, prendete della decisione, verificate pure quello che dico io, il dubbio è rivoluzionario. Però vi prego, alziamo la testa, perché se non lo facciamo oggi, questi continueranno a calpestarci. Se gliele lasceremo passare vinte tutte, loro continueranno a passarci sempre sopra. E questo è il concetto. Questi sono... vedremo. Questi sono i padri costituenti, ma devono comandare i cittadini, non io. Questi sono i padri costituenti. Vi dicevo che hanno modificato la Costituzione grazie ad una truffa, appunto quella del Porcellum. Per ora andiamo nel concreto, perché gli argomenti di Renzi sono tre. Uno, la velocità appunto del processo legislativo. Guardate che all'Italia non servono più leggi, noi abbiamo troppe leggi di merda, a noi servirebbero delle leggi buone. Il problema è che in questo paese le leggi sulla trasparenza bancaria le fanno i banchieri, le leggi contro l'inquinamento le fanno coloro che inquinano, le leggi anticorruzione le fanno i corrotti, perché c'è un conflitto di interessi su tutto, perché ci hanno sempre comandato e hanno sempre sperato nella nostra rassegnazione, nella nostra assuefazione, nel fatalismo. Guardate che il fatalista, quello che dice è così dappertutto, non possiamo fare nulla, è il miglior alleato del sistema. Loro vogliono cittadini che smettono di votare, che smettono di avere speranza, che smettono di scendere in piazza, che l'unica decisione che continuano a prendere è scegliere tra un canale e l'altro della televisione, quando la televisione in alcuni momenti soprattutto andrebbe spenta, il divano andrebbe disprezzato, le gambe non servono per sedervisi sopra, ma servono per scendere in piazza e per combattere, ripeto, per diritti e sovranità. Vi dicevo, non è vero
che va snellito il processo legislativo, perché la legge Fornero è passata in 19 giorni e voi tutti sapete quanto ci ha distrutto questa legge infame, tra l'altro passata proprio quando c'è stato diciamo un governo non eletto da nessuno, quindi occhio che questo è il sistema. Se tu stacchi i parlamentari dal territorio, fai sì che il parlamentare non debba rispondere più al territorio nel quale è stato eletto, ma soltanto al partito che lo piazza. E oggi, ripeto, con questa legge elettorale, l'Italicum, il Parlamento, la Camera dei Deputati verrà composta per il 70% da nominati e il Senato verrà composto per il 100% da persone scelte dai partiti all'interno dei consigli regionali. Lo capite che quindi i parlamentari della Repubblica, coloro che da Costituzione devono rispondere al popolo italiano, portavoce del popolo italiano, non risponderanno più ai loro territori, ma soltanto faranno i leccaculo di quei partiti politici che li inseriscono in lista. Questo è il meccanismo da rompere. La legge Boccadutri, con la quale è passato il finanziamento pubblico ai partiti, si sono intascati tutti i soldi, dalla Lega a SEL, tranne il Movimento 5 Stelle, di finanziamento pubblico ai partiti, è passata tra Camera e Senato l'anno scorso in 20 giorni. Il lodo Alfano per salvare diciamo, il sedere ai vari diciamo, capi dello Stato è passato in 20 giorni. Quindi quando gli fa comodo a loro il processo legislativo è molto molto rapido. Io ho deciso di fare anche questo tour perché la Camera dei Deputati si è presa decisione di Madama Boldrini 41 giorni di ferie ed è immorale appunto 41 giorni di ferie in un momento di disastro italiano. Sappiate che negli ultimi mesi la Camera dei Deputati, dove io sto, ha votato dal mercoledì pomeriggio, diciamo dalle 3 del mercoledì pomeriggio, scusate, dal martedì pomeriggio, dalle 3 del martedì pomeriggio al mercoledì sera, circa un giorno e mezzo. Allora, per velocizzare questo processo legislativo non serve modificare 50 articoli della Costituzione, serve soltanto obbligare i parlamentari della Repubblica a lavorare dal lunedì al venerdì, a prendersi ferie normali e non 41 giorni di ferie tra agosto e settembre. Terza argomentazione, i risparmi. È vero che eliminano alcuni senatori, ma la logica è sempre questa: ci tolgono un diritto, quello al voto, a sceglierli, e in cambio ci regalano magari la pillolina di zucchero, e questa sarà la propaganda. Diranno in tutte le televisioni: ma noi stiamo eliminando 200 senatori. Ottimo, per l'amor di Dio. Se vedi i senatori Giovanardi, Gasparri, come si chiama, la Finocchiaro, li vorresti eliminare politicamente tutti quanti. Ma il problema è che loro eliminano la scheda elettorale. L'unica cosa appunto che stanno abolendo è la scheda elettorale. Noi non li potremo votare, non li potremo scegliere. Possiamo mai affidare la scelta del 70% dei deputati della futura Camera dei Deputati e la scelta del 100% dei futuri senatori del Senato delle Autonomie agli stessi partiti politici che hanno distrutto l'Italia in questi ultimi 30 anni, svendendoci diritti e sovranità all'Europa delle banche? Possiamo noi permettere a loro di scegliere i parlamentari quando è compito nostro sceglierli, esprimere una preferenza, un nome e cognome? Poi potremo sbagliare, ma sbaglierà il popolo sovrano. I parlamentari devono essere scelti dai cittadini, non dalle segreterie di partito. Altra argomentazione. Altra argomentazione è la semplificazione del processo legislativo, cioè fare le leggi sarà più facile. Ora c'è un insegnante qui, per favore? Un insegnante? Vera, un insegnante? C'è? Ah, Vera, c'è l'insegnante. Venga qua, un insegnante, venga qua signora, non si... insegnante. Siete timidi a chioggia. Sì, ma venga qua. Sapete perché? Mi interessa tanto, perché poi dirò una cosa. Professore. Davanti. Daniele è un insegnante che insegna a Tarso, è provincia di Treviso. Ora, l'articolo della Costituzione attualmente in vigore, il numero 70, la Costituzione del 48, è l'articolo che determina l'iter appunto per approvare le leggi. Ve lo leggo perché sono 9 parole e non c'è limite ad abolire il Senato, patto di dare pesi e contrappesi, non dare tutto il potere al governo, soprattutto in un'epoca in cui il governo sceglie e controlla la televisione pubblica e gran parte dell'informazione.
Noi siamo anche d'accordo a modificare la Costituzione, che dopo tanti anni si può anche modernizzare, ma come? Tutto il mondo va verso la direzione della maggiore democrazia diretta, di strumenti di partecipazione dei cittadini, referendum propositivi senza quorum. Pensate uno Stato in cui i cittadini raccolgono delle firme, per esempio per una legge per abolire le pensioni d'oro e innalzare le pensioni minime, e il Parlamento è costretto da un articolo della Costituzione a votare la legge per la quale i cittadini hanno raccolto le firme. Quei parlamentari si dovrebbero prendere una responsabilità di fronte al popolo intero. Loro temono il potere ai cittadini informati. Non dovete pensare che per forza un politico tutta la vita appunto debba fare il politico e costoro, i Gasparri, Brunette, Franceschini, Bersani, siano questi personaggioni. Io li ho visti ogni giorno negli ultimi 3 anni, e anche culturalmente sono poca roba. Non pensate che siano mostri sacri, hanno le televisioni che li inquadrano, giornalisti compiacenti che gli fanno quella domanda, sono abituati a dire fuffa da anni perché campano in quel sistema da decenni, ma non sono migliori di noi. Noi portiamo avanti l'Italia. Mio padre, che è strozzato dalle tasse, un piccolo imprenditore, porta avanti l'Italia. I lavoratori portano avanti l'Italia. Gli operai dell'Ilva sono degli eroi che combattono addirittura contro il rischio dei tumori in territori complicati. L'articolo 70 recita: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere, che significa che sia Camera che Senato legiferano, votano le leggi. Se una legge passa identica nella Camera e nel Senato, diventa legge dello Stato. E ripeto che la legge Fornero è passata identica tra Camera e Senato in 19 giorni, per cui quando gli fa comodo il processo legislativo è rapidissimo. Se poi occorrono delle misure straordinarie alle piccole e medie imprese, un reddito di cittadinanza per dare dignità a coloro che non vivono in condizioni di dignità, una legge per abolire Equitalia perché è uno strozzino legalizzato oggi Equitalia, una legge vera anticorruzione, danno la colpa al bicameralismo perfetto, ovvero a questo sistema che impone che una legge per passare debba passare tra Camera e Senato. Guardate che la prima regola di una Costituzione deve essere la sua facilità nella comprensione. La Costituzione è proprio come se fosse le fondamenta sulle quali viene costruito un intero paese, dal punto di vista poi sociale, politico, legislativo. Se noi cittadini non la comprendiamo, loro possono fotterci, e loro godono nel fotterci nella confusione, perché sono bravi appunto a infilarsi in questo sistema. La prima regola di una Costituzione è che deve essere comprensibile. Ripeto l'articolo 70, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere. Ora la professoressa vi leggerà la prima parte, circa 1/3, perché non abbiamo così tanto tempo, 1/3 del nuovo articolo 70, quell'articolo che determina appunto la composizione delle leggi, della nuova Costituzione che passerà, qualora dovessero vincere i sì, quando ci faranno votare. Vi leggerà soltanto 1/3. Se capirete qualcosa votate sì, se non ci capirete nulla invece, come probabilmente non capirete, dovete pensare che in acque torbide loro pescano meglio, lo fanno apposta. Più c'è confusione, più qualche mariuolo riesce a infilarsi e ottenere dei risultati anche grazie all'approvazione delle leggi per il suo giardino personale. Daniela? Allora, non sono professoressa, sono una maestra. Maestra, ancora meglio. Maestra Daniela. Scuola primaria. Della scuola primaria. Schiali. Allora, mi dica. Ok, c'è le luci però che non riesco. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. E soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia. Non c'è un punto qua, è molto lunga.
si capisce una mazza, dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 56, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quello e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122 primo comma e 132 secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da legge approvate a norma del presente comma. Grazie Daniela, questo è un terzo dell'articolo costituzionale che dovrà entrare, che potrebbe entrare in vigore qualora dovessero vincere sì. Lo capite bene che costoro non è che l'hanno scritto male soltanto perché sono quello che sono. Chi scrive male pensa male ed è fatto apposta, e io li faccio leggere questi articoli sempre dagli insegnanti proprio perché quello che loro vogliono sono cittadini che non capiscono. Se i cittadini non capiscono si possono manipolare con i loro sistemi di manipolazione di informazione. Loro ci vogliono ignoranti sufficientemente e anche poveri sufficientemente, non miseri del tutto, però poveri, così noi costretti a sopravvivere perderemo magari di vista i nostri diritti, perderemo di vista le lotte politiche e loro potranno continuare a fare i loro porci comodi. È un disegno ben strutturato, lo stesso disegno strutturato della politica renziana, che è la politica dei bonus al posto dei diritti. Occhio quando insistono con i bonus, con queste mancette, perché il disegno è perfetto. Ci tolgono lentamente dei diritti e ce li tolgono lentamente, così noi non ce ne rendiamo neanche conto del furto che ci stanno facendo. Distruggono la scuola pubblica, rendendo magari tanti insegnanti dei veri e propri frustrati. Così un insegnante frustrato insegnerà peggio e ci sarà un popolo maggiormente ignorante che potrà essere controllabile maggiormente dal sistema. Vogliono una sanità pubblica sempre peggiore, così noi saremo costretti a rivolgerci a quella sanità privata, la stessa che finanzia anche le campagne elettorali del Presidente del Consiglio. Questa è la logica perversa e lo fanno appunto togliendoci diritti lentamente, così noi non ci organizziamo, non ci incazziamo, non circondiamo il Parlamento chiedendo appunto, rivendicando diritti, però ogni tanto quando vedono che siamo lì per alzare la testa ci danno un bonus insegnanti, perché gli insegnanti si stanno arrabbiando, gli diamo un bonus, si possono comprare degli iPad, bonus studenti, così stanno buoni e non protestano appunto chiedendo maggiore diritto allo studio e minori tasse universitarie, bonus 80 euro, così gli operai, i lavoratori stanno più tranquilli e non si rendono conto che il Jobs Act è la più grande fregatura enorme, perché di fatto monetizza il diritto costituzionale al lavoro, e finiti gli incentivi del Jobs Act, che sono sempre soldi nostri, si riducono anche questi fantomatici posti di lavoro che non sono nuovi posti di lavoro, ma trasformazioni di contratti in altri, i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, però chiamati tutele crescenti. E andate in una banca a chiedere un mutuo per una casa o per un'impresa con un contratto a tutele crescenti e vedete quello che vi risponde il direttore di una banca, vi dice: non posso garantire il prestito perché questo contratto non garantisce di fatto il lavoro a tempo indeterminato. Mentono con le parole, ci prendono per il culo con la semantica, lo fanno da sempre, così noi non capiamo. Approvano il bail-in e lo chiamano bail-in, così noi non capiamo di che cosa si tratta. Sentiamo in un telegiornale: approvato il bail-in, che sarà mai il bail-in? Se fosse qualcosa di importante l'avrebbero chiamato in un altro modo. Immaginate se un giornalista con la schiena dritta ci dicesse in una televisione: oggi è approvato con il solo voto contrario dei 5 Stelle, tra l'altro, la norma che serve a salvare le banche con i soldi tuoi. Forse ci arrabbieremmo, forse ci organizzeremmo, quello che loro non vogliono, perché ci vogliono assuefatti, dormienti, calmi, sempre calmi, per quello ci danno il metadone dei bonus. Io sto raccontando in tutte le piazze d'Italia una storiella che la racconta uno scrittore americano che si chiama Chomsky. È la storiella della rana. Grazie tesoro.
Grazie. Stiamo lavorando per te. Io vi voglio raccontare questa storia. È la teoria della rana bollita. Immaginate di avere una rana vera e una pentola di acqua bollente. Prendete questa rana e ce la mettete nella pentola di acqua bollente. La rana si rende conto che l'acqua sta appunto bollendo, dà un colpo di zampa, salta e si salva la vita. Ora prendete la stessa rana e mettetela in una pentola di acqua fredda. Prendete questa pentola e la mettete sul fuoco, accendete il fuoco lentamente. Poco a poco l'acqua si scalda, aumenta di temperatura. La rana all'inizio sente anche un tepore, come se avesse ricevuto 80 euro. Conto inizia a sudare, ma è debole, molto debole, perde le forze, inizia a muoversi ma non ce la fa più perché il sudore aumenta, la temperatura aumenta e muore bollita. È quello che è successo, che sta succedendo in Italia, ma in tanti altri paesi negli ultimi 30 anni. Ci tolgono questi diritti lentamente, senza che noi appunto ce ne rendiamo conto. Pensateci che questo è il meccanismo. Ripeto, ci tolgono il diritto allo studio, però danno il buono studente. Tolgono il diritto ad una sana istruzione per i professori, bonus per gli insegnanti. Tolgono il diritto al lavoro, bonus 80 euro. Tolgono il diritto al voto dei senatori, ma ci danno il bonus dell'eliminazione di qualche senatore. Tu sei contento, ripeto, ma noi dobbiamo rivendicare la possibilità di votare, perché se inizia abituarti alla perdita dei diritti e non protesti e non alzi la testa, loro continueranno imperterriti. Io quello che sto chiedendo in tutte le piazze, ripeto, inventatevi qualcosa, fate manifestazioni in spiaggia, invitate degli amici a casa, fategli leggere ai vostri amici l'articolo 70 attualmente in vigore e quello scritto da Renzi, Boschi e Verdini e chiedetegli: capisci qualcosa? Se vi diranno no, rispondete: e allora vota no. E quando vi diranno: ma voi dite sempre no a tutto, a noi ci accusano, voi dite sempre no a tutto, rispondete: no, è il modo migliore. Io dico no a questo referendum costituzionale perché i diritti non si barattano, perché non possiamo permettere appunto che questa finanza internazionale porti avanti riforme per dare maggiori diritti agli esseri umani. Io vi assicuro, ve lo dico con la massima sincerità, a me non interessa una carriera come politico. Io in questo tour sto incontrando persone di ogni tipo che mi stanno anche migliorando come persona. Mi ha sempre affascinato molto di più la carriera come essere umano, migliorare come essere umano, e per quello vado in piazza e per quello esco da quel palazzo che è una vasca di squali che, se ci rimani troppo infognato, diventi come parte dell'arredamento di Montecitorio senza neanche rendertene conto. Io sto provando a dare un contributo e lo sto facendo con il massimo impegno, perché ce la possiamo fare, perché è opportuno essere sovrani e perché non possiamo continuare a stare inginocchiati a ringraziarli per un bonus che sono sempre soldi nostri, quando possiamo insieme stare in piedi a testa alta a rivendicare diritti. Grazie a tutti, grazie a Chioggia e grazie al gruppo per il sostegno. Grazie a tutti. Domani siamo a Cervia, dopodomani siamo a Sirolo, poi Giulianova Lido, poi a Termoli, poi il Gargano, poi la Puglia. Ogni sera non molleremo mai e siamo una moltitudine, migliaia di persone in rete. Siamo cittadini sovrani italiani e non sudditi di questi 4 cialtroni. Grazie a tutti.